Bentrovati in diretta, ore 13, è martedì e quindi andiamo ad approfondire di settimana in settimana gli argomenti che caratterizzeranno la settimana sociale dei cattolici in Italia, che si svolgerà a luglio a Trieste. Ormai lo sappiamo, sarà inaugurata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e sarà chiusa con il grande appuntamento con Papa Francesco, con una giornata importantissima, con clou la messa naturalmente in Piazza dell'Unità d'Italia. Parleremo di uno di questi focus, diciamo così, con Erika Mastrociani, che è sia direttore di Bene Comune, che è una rubrica online, ma anche in presidenza nazionale delle ACLI. Innanzitutto buongiorno e ben trovata. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Allora, come ben sappiamo, l'evento sarà caratterizzato dalle cosiddette piazze della democrazia, cioè nelle varie piazze della città verranno portati dei temi specifici. Quello che approfondiamo oggi con la Mastrociani è quello legato alla diversità e all'uguaglianza, per capire perché è stato scelto come tema in un appuntamento che parla di democrazia a tutto tondo. Bene, allora come prima cosa mi viene da sottolineare il valore fondamentale dell'esperienza delle settimane sociali, che nascono proprio per dare spazio, un momento di riflessione al mondo cattolico sui temi sociali e politici. In questo caso l'esperienza di Trieste mi sembra un'esperienza che presenta delle innovazioni, cioè queste piazze aperte alla città sono, dalle conoscenze mie, veramente un'esperienza molto innovativa, che credo potrà essere proprio non solo quindi un riflettere, un ragionare sulla democrazia, ma proprio una forma di partecipazione attiva. Viene richiesta proprio questo alla nostra città e dal mio punto di vista potrebbe essere un'occasione veramente importante. Ma perché parlare di uguaglianza e di diversità? Sembrano quasi temi forse che esulano un po' dall'esperienza religiosa o dall'esperienza di fede, ma invece io non credo assolutamente che sia così. Beh, innanzitutto la questione dell'uguaglianza è una questione fondativa per la fede cristiana e la fede cattolica in particolare. Nel momento in cui Dio ci fa figli, ci fa fratelli e sorelle. Questo viene poi sancito dal Concilio Vaticano II e poi successivamente con il Magistero di Papa Francesco, che con la Fratelli Tutti veramente indica una strada che è quella dell'unità nella diversità, però ovviamente. Quindi perché tenere insieme, uniti, proprio il tema dell'uguaglianza, che tra l'altro sappiamo essere sancito dalla nostra Carta Costituzionale, l'articolo 3 della nostra Costituzione lo evidenzia come un diritto fondamentale, e mi viene da dire anche da sottolineare non solo per alcuni, ma proprio per tutti. Questa con una forte assonanza proprio, no? Con il pensiero di Papa Francesco, che appunto parla di fratelli tutti, non solo alcuni, non solo i cattolici, non solo i credenti, ma proprio tutta l'umanità, che viene proprio chiamata a costruire quei processi di fraternità che Papa Francesco, lo cito spesso, ma oggettivamente è un punto di riferimento veramente importante, parla proprio della capacità di costruire insieme, credenti e non credenti, quegli spazi di amicizia sociale che volgono proprio alla costruzione del bene comune. Certo. Ecco. Quindi mi viene da dire ancora una sottolineatura, sì, perché la diversità. Ecco, la diversità per il Magistero di Papa Francesco, ma io direi proprio dal Magistero della dottrina sociale della Chiesa, non è mai stato un impedimento. Siamo tutti costituzionalmente diversi eppure molto simili, però questa diversità è veramente un dono, è un'enorme ricchezza. Costruire una piazza di questo tipo in una città come Trieste lo trovo un'esperienza che potrebbe essere ulteriormente interessante. Una città come la nostra, che sappiamo essere caratterizzata per la sua storia, per le sue caratteristiche proprio, una città fortemente segnata dalle diversità, che non sempre sono state neanche diversità facili da conciliare.
ma che però in realtà oggi siamo chiamati più che mai proprio a costruire quegli aspetti appunto di amicizia sociale che però negli anni fortunatamente si sono definiti già con degli appuntamenti molto importanti. Ricordiamo senz'altro il nostro capo dello Stato mano a mano con il Presidente della Repubblica Slovena. Bene, credo che in questa città ritornare a mettere il punto sulla dimensione dell'uguaglianza e della diversità credo che sarà un'esperienza particolarmente significativa. Tra l'altro poi devo dire che anche il programma già della visita di Papa Francesco a Trieste, con anche quei momenti di confronto con gruppi di disabili e di migranti, dà proprio il segno di questo tema diversità e uguaglianza, no? Anche in quella scelta. Certo, certamente. L'attenzione alle categorie, a me non piace francamente parlare di categorie quando parlo di persone, no, certo. perché le persone sono persone e prima di tutto sono quello, poi sono portatrici di caratteristiche, quindi noi per comodità le mettiamo dentro certe categorie, quindi per me le persone, sia le persone migranti che le persone disabili, sono prevalentemente persone. L'attenzione di Papa Francesco e credo l'attenzione di tutto il mondo cattolico sta proprio lì, in un processo di integrazione vero, anche di quelle persone che per le loro caratteristiche, per la loro storia, si trovano a vivere in condizioni di fragilità particolari e peculiari che necessitano sicuramente di uno sguardo in più, di uno sguardo più approfondito, proprio perché se riusciamo a costruire processi di umanità e di uguaglianza veri per quelle persone lì, veramente l'uguaglianza e la fraternità allora si può costruire proprio con tutti. Tra l'altro da ricordare anche che il Papa diversi anni fa è stato a Lampedusa e viene a Trieste, quindi non a caso il tema della migrazione ritorna. Esatto. Credo che questo sia uno dei grandi temi del nostro mondo. Posso raccontare molto brevemente che sono reduce da una visita che abbiamo fatto appunto come Presidenza ACLI in Bosnia, a visitare uno dei campi di accoglienza profughi a Lipa. Ecco, vi assicuro che sarebbe una visita istruttiva per moltissime persone andare a visitare quei luoghi, incontrare quei volti, guardare quei piedi, parlare con le persone che lì ci lavorano, e ho incontrato veramente delle persone splendide, dei volontari, anche delle giovanissime ragazze, a proposito anche di diversità al femminile. Veramente quello è un gruppo prevalentemente costituito da volontarie donne molto giovani, ed è veramente stata una cosa veramente molto bella poter parlare anche con quelle ragazze. Ecco, quindi diciamo che questo tema dell'uguaglianza e della diversità credo che sia veramente uno dei temi centrali su cui costruire processi di pace. Sappiamo oggi in quali problemi questo nostro mondo stia veleggiando, e credo che ritornare a mettere al centro da un lato la Carta Costituzionale, dall'altra le parole del Magistero della Chiesa di Papa Francesco sia uno di quei compiti che noi come cristiani, come cattolici dobbiamo veramente assumerci, un impegno sociale, ma mi viene da dire proprio anche un impegno politico molto serio su questa cosa. Allora andiamo a rivedere il servizio del nostro Umberto Bosazzi, che ha fatto il punto proprio sulla visita di Papa Francesco a Trieste, e poi andremo a sentire anche quali saranno alcuni, quantomeno degli ospiti, di questa piazza della democrazia, come sono state definite. Era noto da tempo che Papa Francesco avrebbe concluso domenica 7 luglio la 50ª edizione della Settimana Sociale dei Cattolici in Italia. Oggi è arrivata la conferma che sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad inaugurare mercoledì 3 luglio alle 17 in Piazza Unità l'appuntamento organizzato dalla CEI. Stamani il Vescovo Trevisi, assieme a Monsignor Luigi Renna, Arcivescovo di Catania, Presidente del Comitato Organizzatore della settimana, e al Professor Giovanni Grandi, componente il Comitato Scientifico, ha fornito alcuni dettagli in più relativamente alla presenza a Trieste del Santo Padre, presenza di fatto concentrata nei luoghi e nei tempi per non affaticare eccessivamente Bergoglio. Ci troviamo in luglio e non sappiamo bene come sarà la temperatura, ma andare in giro per la città risultava poco sostenibile, insomma, attualmente, visto anche un po' la precarietà del Papa, che talvolta
fa fatica per la voce e così via. Il Papa parte con l'elicottero alle 6:30 dall'eliporto del Vaticano e atterra nei pressi del parcheggio del centro congressi. Dopo il saluto delle autorità alle 8:30 il Papa terrà un intervento che sarà il momento centrale della giornata conclusiva dell'appuntamento. Quindi un breve incontro con il mondo ecumenico ed accademico triestino, ma soprattutto con un gruppo di disabili e di migranti. Alle 10 il pontefice lascerà il centro congressi per dirigersi in Piazza Unità. Il trasferimento avverrà a bordo della papamobile o comunque in un'auto scoperta. Chi volesse salutare il Papa potrà dunque farlo lungo il tragitto che probabilmente percorrerà il viale del Porto Vecchio. La Santa Messa, concelebrata in Piazza Unità dai vescovi che saranno presenti, inizierà alle 10:30 per chiudersi attorno a mezzogiorno. Alle 12:30 il Papa, a bordo dell'elicottero, decollerà dal Molo Audace alla volta del Vaticano. Ecco, prima di andare agli ospiti, volevo chiedere insomma anche una sensazione alla nostra ospite Erika Mastrociani su quel ritorno del Papa in Piazza Unità, una messa che non c'è dai tempi di Papa Wojtyła, no? Nel cuore della nostra città. Beh, io credo che veramente la presenza del Papa, prima la presenza di Mattarella, quindi tutta l'autorità del nostro Capo dello Stato, tutta la vicinanza, mi viene da dire, anche alla nostra città. Certo. Non credo che Mattarella sia andata a tutte le settimane sociali, quindi il fatto di tornare a Trieste, proprio per le cose che dicevo prima, per il forte valore simbolico della nostra città, soprattutto su questi temi, ecco, credo che questo prima di tutto vada sottolineato. E la seconda cosa, anche Papa Francesco non è andato a chiudere tutte le settimane. Quindi io la leggo come un'attenzione particolare verso il nostro mondo, verso la nostra città, verso le tematiche che in questa settimana sociale affronteremo. Un tema che sta a cuore a entrambe queste grandissime figure che oggi veramente ringrazio Dio che abbiamo nel nostro paese, ma figure di riferimento per tutto il mondo appunto cristiano da un lato e democratico dall'altro. Quindi sì, sarà una grande emozione. Papa Francesco sappiamo bene che non sta bene, è un uomo però molto forte, io ho avuto modo già di conoscerlo anche velocemente ma intensamente, ed è un uomo veramente dal grande spessore umano oltre che dalle grande dote e dalla grande fede, ecco. Quindi sì, credo che sarà una bellissima occasione per la nostra città, un'opportunità grande. Io mi auguro che la nostra città partecipi, che i nostri concittadini partecipino a queste iniziative, perché abbiamo tutti bisogno oggi anche di ritrovarci insieme a ragionare su queste tematiche, abbiamo bisogno di rimettere al centro questo tema del bene comune. Non lo dimentichiamo, se non c'è il bene comune non c'è società, non c'è benessere né felicità per nessuno. Quindi è una grande opportunità questa e credo anche una grande gioia per tutti noi, credo che lo accoglieremo con grande entusiasmo tutti quanti. Sicuramente. Diversità uguaglianza, questo tema, questo focus, che nomi eccellenti, che ospiti avrà per diciamo così spiegare l'importanza di questi temi all'interno della settimana sociale? Ma allora avrà 3 ospiti che dal mio punto di vista rappresentano anche per le loro diversità gli sguardi diversi con cui si vorrà affrontare questa tematica. Intanto avremo, guardo i nomi perché non voglio dimenticarli, una suora che si chiama Suor Rita Giaretta, è una suora che si sta impegnando moltissimo soprattutto per quanto attiene al mondo femminile. È una suora che si è occupata di tratta, insomma è una donna fortemente impegnata che si sta sporcando le mani da molti anni proprio ad affrontare queste tematiche. Quindi già questo ci dà un taglio, direi, di un'attenzione mirata alle diversità rispetto alle questioni di genere, ma anche lì con una forte attenzione alla dimensione della fragilità.
Poi avremo una teologa molto importante, Cristina Simonelli, che è stata anche presidente, non lo so se è ancora, delle teologhe italiane, che sono un gruppo di donne teologhe che si stanno fortemente in questi anni, ma da quando dalla loro costituzione si sono fortemente impegnate anche lì ovviamente per gli aspetti più squisitamente di genere in qualche modo. E poi avremo una figura locale, Giorgio Tamburlini, penso che molti telespettatori lo conosceranno, è un pediatra, lavora all'interno del nostro ospedale infantile Burla Garofalo e anche questo vuole essere un taglio particolare, perché spesso ci dimentichiamo di una categoria che è la categoria dei bambini, che è una categoria che presenta delle grandi fragilità al giorno d'oggi anche, e su cui forse si ragiona poco, per quanto si faccia un grande investimento sull'infanzia e sui figli, anche perché ce ne sono sempre pochi, e anche questo sarebbe un tema da trattare, però tutto il tema della denatalità di questo nostro paese, ma anche delle fragilità che presentano questi nostri bambini, e direi il mondo giovanile con delle peculiarità che insomma credo che quando parliamo di partecipazione e del calo della partecipazione e del calo soprattutto della partecipazione del mondo giovanile, che è la fascia che ha maggiore astensionismo nel nostro paese, ecco, credo che cominciare a parlarne fin da bambini credo che sia veramente un processo interessante. Grazie, davvero grazie a Erika Mastrociani. Tra poco c'è il TG, vi ricordo di martedì in martedì ci saranno questi appuntamenti, queste tappe di avvicinamento alla settimana sociale dei cattolici in Italia che si svolgerà a Trieste a luglio. Restate con noi. Bentrovati a una nuova edizione del telegiornale meridiano di Tele4 che iniziamo con la pagina della cronaca. 5 migranti, tra cui 3 donne, sono stati scoperti dalla polizia di frontiera di Gorizia all'interno di scatoloni stipati dentro il vano di carico di un furgone in arrivo dalla Romania. I 2 passer di 22 e 44 anni sono stati arrestati. Bernardo Gulotta. 2 passer sono stati arrestati per aver introdotto in territorio nazionale 5 migranti trovati stipati all'interno di un furgoncino nascosti da un muro di scatoloni vuoti. I controlli sono stati effettuati nei giorni scorsi a Gorizia dalla Polizia di Frontiera Isontina unitamente alla Guardia di Finanza di Monfalcone. Dei 5 migranti originari dello Sri Lanka, tra cui 3 donne, tutti erano privi di documenti. Dopo essersi accertati del loro stato di salute, al fine di ricostruire le modalità del trasporto illegale e di identificare gli organizzatori dello stesso, la Polizia di Frontiera ha sentito i 5 migranti, i quali hanno riferito che dopo aver pagato a soggetti sconosciuti una somma di 3.500 euro a persona, fossero partiti dalla Romania, celati all'interno delle scatole poste nel vano di carico. Scatoloni dove erano stati costretti a rimanere per tutta la durata del viaggio, dalla Romania all'Italia, privi dei più elementari sistemi di sicurezza, senza ricambio di aria e bloccati in una posizione che non permetteva loro né alcuna possibilità di movimento né di soddisfare i primari ed essenziali bisogni fisiologici. I 2 stranieri, arrestati in flagranza di reato, sono stati portati in carcere presso le case circondariali di Gorizia e Trieste in attesa della definizione del procedimento penale. Allora, prima del prossimo servizio una notizia, ci sono situazioni preoccupanti ma non siamo sull'orlo di una guerra, lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani alla cerimonia per l'annullo filatelico per la caduta del muro di Gorizia. Capisco che le immagini dei bombardamenti sulla Palestina e quelle del fronte ucraino-russo spaventino la gente, ma non ci sono pericoli di questo tipo, non ci sarà un solo soldato italiano che andrà a combattere in Ucraina, ha detto ancora il ministro degli esteri e vice premier Tajani. Torniamo allo stabilimento balneare Kral con Gianluca Paladin. Ruspe al lavoro per togliere, diciamo così, i massi, le risultanze della mareggiata che sono ancora sulla battigia. Quanto alla riapertura però si fa sempre più dura.
siamo sul Bobcat qui al CRAL di Trieste, uno dei mezzi che servono per il ripristino ovviamente dell'area. La pulizia è quasi ultimata, la Ruspa sta lavorando anche questa mattina, perché poi dovranno partire i lavori veri e propri di ripristino di una situazione che ormai è diventata veramente assurda, tra furti, gente che si introduce a tutte le ore del giorno, della notte, e poi ovviamente i danneggiamenti che ben conosciamo. Un conto alla rovescia velocissimo, una corsa contro il tempo per provare a riaprire lo stabilimento e sfruttare quantomeno parte della stagione estiva, ma il cielo all'orizzonte è nero, le speranze si stanno affievolendo. Porto Trieste Servizi ha già liberato la zona dai detriti ammassati dalle mareggiate, siamo alle fasi finali, ma poi dovrà partire il lavoro di riqualificazione vero e proprio. Noi non sappiamo ancora niente. Noi abbiamo avuto la riunione circa un mese e mezzo fa, dove eravamo col segretario e i tecnici, ha parlato solo il segretario, ci ha detto che faranno qualcosa, ma non sappiamo cosa e quando. Non faranno il campo giochi, dove metteremo la gente, quanta gente potremo fare? Le gabine in su che sono tutte rotte, chi le metterà a posto? Non sappiamo niente. Ma quindi soprattutto riuscirete a ripartire quest'anno, quest'estate? No, difficile, molto difficile, anche perché non sappiamo quanto fare gli abbonamenti. I banini ci hanno mandato alla cooperativa Lase che usufruiscono, noi usufruiamo dei banini, ci hanno mandato dei costi in aumento rispetto all'altro anno. Se non si muove il segretario non lo sentiamo. Professor Torbianelli ci convochi per sapere le modalità dei lavori e cosa faranno. Per esempio il bar, la mareggiata l'ha distrutto, sì. Il bar non si farà. Sullo sfondo il pericolo costante di nuovi ingressi da parte degli ignoti che stanno facendo razzia di qualsiasi oggetto agli stabilimenti CRAL e ferroviario. L'ultimo episodio che ha danneggiato ulteriormente i bagni, quello di venerdì notte. Qualcuno ha rubato i 600 metri di cavo che passano attraverso l'ex stock per portare l'elettricità. Ladri di rame, questa è la terza volta nella storia degli stabilimenti balneari. E questo è il cavo che porterebbe quindi l'energia elettrica sia a voi che al ferroviario? Che al ferroviario, a tutti e due purtroppo. Saremo al buio, sarà più intimo. Torniamo a parlare di situazione confinaria. L'Italia non avrebbe inviato alcune comunicazioni ufficiali alla Slovenia su una possibile estensione dei controlli temporanei ai confini. Lo ha scritto ieri sera l'agenzia di stampa slovena Sta, citando il Ministero degli Interni di Lubiana, che ha svelato di non aver ricevuto da Roma un avviso formale che informa la Slovenia della proroga dei controlli. La puntualizzazione arriva, sempre secondo l'agenzia slovena, dopo che il ministro degli esteri italiano Tajani aveva affermato sabato che l'Italia ha chiesto di sospendere l'accordo di Schengen con la Slovenia per il rischio di terroristi infiltrati tra i profughi in arrivo dal Medio Oriente tramite questo paese. Naturalmente poi nel corso del nostro telegiornale della sera sentiremo se proprio lo stesso ministro degli esteri e vice premier Tajani, impegnato in quel di Gorizia, risponderà anche a questo interrogativo. Parliamo anche dell'inchiesta per corruzione che ha portato addirittura agli arresti domiciliari Giovanni Toti, governatore della Liguria, e domiciliari anche il braccio destro, scrive l'ANSA, avrebbe agevolato la mafia. Su questo tema il nostro Bernardo Gulotta ha sentito qualche istante fa le parole del presidente della regione Fedriga che invita alla cautela. Su questo ovviamente aspettiamo, mi sembra che stiano usciti pezzi di notizie e quindi con rispetto, scusate il gioco di parole, questa inchiesta aspettiamo e vediamo cosa dirà l'inchiesta e soprattutto come si svilupperà. Ecco, direi a tutti usare la massima cautela perché stiamo parlando di un'inchiesta, non di una condanna. E quindi dobbiamo usare massima cautela. Abbiamo visto casi in passato dove persone che sono state sotto inchiesta, anche penso presidenti di regione, da destra a sinistra, penso a Errani per esempio in Emilia Romagna, che dopo il tutto è finito con una sentenza che ha dichiarato che il fatto non sussiste. Per quello utilizzerei cautela e chiederei anche ai giornali nazionali di utilizzarla altrettanto, perché utilizzare come una clave ogni inchiesta che si apre è estremamente pericoloso perché è una riduzione della democrazia del nostro paese. È giusto che le inchieste si siano se si ravvisano delle ipotesi di reato, ma sono ipotesi che devono essere confermate da una sentenza.
Proseguiamo con il nostro TG, esternalizzazioni, miglioramento del servizio, turnover e gestione del personale. Sono diversi temi messi sul piatto dal sindacato Wiltec in presidio ieri, assieme ad altre sigle e ai lavoratori in sciopero, per chiedere risposte al gruppo ERA. Ieri il presidio, la protesta proprio qui in Via dei Rettori. Allora, qual è il punto della situazione? Cosa chiedete per lavoratrici e lavoratori in merito proprio alla gestione anche dei servizi ERA e ovviamente anche del problema dell'organico? Servono delle risposte immediate per quanto riguarda le esternalizzazioni che a nostro avviso negli ultimi anni sono aumentate sempre più, riducendo il numero degli organici, a discapito questo della qualità del servizio, della vita degli stessi lavoratori, e ci preoccupa anche mantenere gli stessi standard qualitativi del servizio e che alla fine interessano anche a tutta la cittadinanza. Ricordiamoci che negli ultimi anni il gruppo ERA sta macinando utili record, si parla quest'anno di 245 milioni, l'85% di questi utili è destinato a fondi privati o a enti pubblici, solamente il 15% verrà destinato reinvestito all'interno dell'azienda. Noi chiediamo che questa percentuale aumenti al fine di incidere sul numero occupazionale, migliorando appunto la vita delle lavoratrici e dei lavoratori e migliorando anche il turnover, che a nostro avviso in questi anni la politica di turnover è inadeguata se non assente. Chiediamo inoltre di rivedere il protocollo degli appalti per evitare il vergognoso fenomeno del dumping contrattuale. Quindi anche in modo tale che le amministrazioni pubbliche, i comuni abbiano più voci in capitolo sulla partecipazione anche di strategie decisionali, logistiche di questo tipo. Certamente, chiediamo appunto anche ai sindaci di tornare di nuovo a incidere sulle governance del gruppo affinché il gruppo ERA continui ad avere un ruolo industriale e non solo finanziario. Allora, c'è l'amico De Grassi al telefono dalla sala operativa della Polizia Locale di Trieste per le ultime su traffico e viabilità, tra l'altro in una mattinata bagnata da un acquazzone che non so che problemi possa aver creato o meno in città. Buongiorno e ben trovato De Grassi. Sì, buongiorno, stabile, ma diciamo la pioggia ha creato i soliti problemi, fortunatamente niente di particolarmente cruento, abbiamo avuto alcuni incidenti, fortunatamente solo con soli danni materiali. Ne stiamo rilevando due al momento in Piazza Ospitale e uno in Via della Guardia. Stiamo operando nell'abitato di Banne per sostanza viscida sul manto stradale, dovrebbero essere in via di ultimazione questi lavori di pulizia assistiti dalla nostra pattuglia. E il traffico ovviamente un po' implementato nelle ore di punta, visto appunto la giornata non benevole dal punto di vista meteo. Ripeto, alcuni incidenti stradali fortunatamente senza complicazioni per i conducenti. Ci sono stati anche dei lavori, nonostante la pioggia, dei lavori di ispezione del sottosuolo in via Brigata Casale per circa 3 ore che hanno causato alcuni blocchi temporanei della circolazione. Comunque non si segnalano problematiche gravi. Per il resto al momento non abbiamo particolari interventi in atto, anche per il pomeriggio non c'è in programma niente che potrebbe andare ad influenzare la giornata, vi restituirei la linea. Grazie per le informazioni. Noi proseguiamo con un importante omaggio a un grande triestino. Giovedì sera, il 9 maggio, al Teatro Verdi, ci sarà l'omaggio alla figura di Lelio Luttazzi con un grande concerto in occasione dei 101 anni dalla nascita del grande artista nostrano. È un romanzo triestino, la vita di Lelio Luttazzi. Nato in città e trasferitosi da piccolo a Prosecco, dove apprende le basi del pianoforte dal parroco sloveno, allievo del liceo Petrarca col nipote di Italo Svevo, inizia a suonare a Radio Trieste, quindi dirige l'orchestra del Politeama per il cantante Bonino, per il quale scrive Giovanotto Matto. Grazie a quel primo successo ai proventi SIAE, dopo la guerra si trasferisce a Milano per l'avvio della sua straordinaria carriera, che lo vede protagonista a teatro, in radio, in televisione e al cinema. Legata ad uno scoglio, ti voglio baby, così quando mi sveglio, col sorgere del dì,
ti trovo che aspetti legata a quello scoglio lì. Il Teatro Verdi, con la Fondazione Lelio Luttazzi e il sostegno della Regione, omaggia il genio eclettico dell'artista triestino con un concerto in programma giovedì 9 maggio alle 20. E ci sarà l'occasione per sentire delle musiche che rientrano nel mood, diciamo, che appartiene anche al maestro Lelio Luttazzi, e quindi eseguiremo nella prima parte con la nostra orchestra sinfonica diretta dal maestro Mianiti le danze sinfoniche di West Side Story di Bernstein e successivamente un americano a Parigi di Gershwin, pensando, come dire, di fare un giusto omaggio al maestro. E poi nella seconda parte del concerto ospiteremo Danilo Rea, quindi un celebre jazzista che, immagino su idee musicali del maestro, si esibirà nelle sue improvvisazioni. Come ormai tradizione è stato presentato ieri al pubblico triestino il Festival di Lubiana, in programma da giugno a settembre nella capitale slovena. Musica e arte, come sempre protagoniste, 100 eventi ed oltre 5.000 artisti. Torna ad accendere le sere d'estate il Festival di Lubiana con l'edizione numero 72. Dal prossimo 20 giugno al 3 settembre la capitale slovena sarà animata da concerti sinfonici e da camera di alto livello, opere, balletti, la nuova produzione di un famoso musical, The Bodyguard, tratto dal film di Hollywood con Whitney Houston e Kevin Costner, il 15 e 19 luglio, e una selezione di spettacoli dei più importanti artisti classici e pop locali e internazionali. Sulle rive della Ljubljanica anche quest'anno si esibiranno oltre 5.000 artisti provenienti da più di 40 paesi in un calendario fitto con più di 100 eventi. A cominciare con l'apertura il 20 giugno con il tradizionale concerto di gala Notte d'estate, ampio spazio all'opera lirica con Tosca di Puccini il 26 giugno e Trovatore di Verdi l'8 e il 10 luglio. Dal 7 al 12 luglio la Colonia Internazionale d'Arte si svolgerà alle Križanke sotto la guida del selezionatore e pittore Tomo Vran, e ancora l'omaggio a Vivaldi il 31 luglio, la giornata per Frank Zappa il 19 agosto e la chiusura del festival in grande stile il 3 settembre con l'Orchestra Filarmonica Slovena. Bene, allora ci fermiamo un istante per la pubblicità, ci ritroviamo tra poco con altre notizie e servizi. Bentrovati ancora con il telegiornale di Tele4. Rivediamo il servizio relativo all'approvazione del bilancio di Trieste Airport, per il quale parliamo tanto delle nuove rotte nell'ultimo periodo. Qui si parla anche di investimenti. Il Trieste Airport ha approvato il bilancio d'esercizio 2023. L'anno scorso ha segnato una significativa crescita dei volumi di traffico e degli investimenti, oltre a un aumento dei risultati economici e finanziari. Un bilancio che racconta di un traffico che sfiora il 1 milione di passeggeri, più 33,5% sul 2022, 24 milioni di euro come valore di produzione, con 3,2 milioni di euro di utile. Forte anche la spinta agli investimenti, 11,8 milioni per infrastrutture di volo, con l'esecuzione dei lavori di rifacimento di una parte dei piazzali di sosta degli aeromobili, la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico e la completa trasformazione del parco mezzi aeroportuali, con l'acquisto di nuovi veicoli elettrici in sostituzione di quelli termici. Questo grazie alla lungimiranza dell'amministrazione regionale, che ha saputo cogliere il valore della partnership con il socio privato per appunto l'assetto societario, e anche perché il Consiglio di amministrazione, il suo presidente e l'amministratore delegato di aeroporto, che ringrazio per il grande lavoro e la professionalità, hanno sempre saputo cogliere delle sfide importanti. Penso all'impianto fotovoltaico che mira all'autosufficienza energetica dello scalo, e penso anche all'irrobustimento di tutte le tratte, che oggi appunto salgono a 22. In forte crescita il polo intermodale, con sempre più passeggeri che raggiungono il Trieste Airport in treno e in bus. Siamo molto contenti del funzionamento del polo intermodale, ha migliorato l'accessibilità dello scalo. Oggi quasi il 40% della nostra utenza viene in aeroporto utilizzando il mezzo pubblico, più del 30% con il treno. Sostenibilità e innovazione, ulteriori parole d'ordine dell'operatività dell'aeroporto, ma spostandosi verso poi l'attrattività sono le destinazioni che, aumentando, fanno crescere la portata dello scalo regionale. È il caso dell'attivazione recente delle tratte verso Berlino, Budapest, Cracovia, Siviglia, Parigi, Brindisi e Olbia. Questo è un aeroporto
che ha avuto un numero di collegamenti storicamente abbastanza bassi. Questa crescita è fondamentale per la connettività a questa regione e per lo sviluppo economico di questa regione. L'effetto dell'incoming turistico sulla regione è notevole, gli arrivi dei turisti da altri paesi, soprattutto paesi abbastanza lontani, con 4 giorni medi in cui stanno in Friuli Venezia Giulia, comporta tanti soldi e tanti benefici economici. Allora, è iniziata ieri al ridotto del Teatro Verdi di Trieste la Kermesse del Festival del Cambiamento. Oggi la seconda parte a Gorizia, di cui vi riferiremo nel corso del TG della sera. Andiamo a vedere intanto il bilancio della prima giornata. Le professioni e i mestieri del futuro, le implicazioni per l'Italia, il territorio della Venezia Giulia, lavori che stanno scomparendo ma che vanno rivalorizzati e i nuovi mestieri che verranno. A unire il tutto un filo conduttore, lo sviluppo, lo sfruttamento e il controllo dell'intelligenza artificiale. Si è aperta così la 2 giorni della terza edizione del Festival del Cambiamento. La prima parte della Kermesse, dal titolo La grande onda del cambiamento nel mondo, nella società, nell'economia e nelle imprese, è andata in scena al ridotto del Teatro Verdi di Trieste. Il tema è questo: ogni volta che c'è stata una rivoluzione tecnologica, industriale, di sistema, tutti quanti noi diciamo oddio, adesso arrivano le macchine, non lavoreranno più gli operai, avremo tanta disoccupazione e via via. È successo con l'avvento delle macchine delle industrie e via con i computer eccetera. Oggi noi abbiamo un'accelerazione, mentre una volta i tempi erano graduali, lenti, per cui uno aveva tempo di metabolizzare e continuare in avanti, oggi invece con l'intelligenza artificiale che ha preso ormai sopravvento su tutti noi, questo percorso è veloce. Non siamo preparati. Abbiamo fatto un position paper che poi sarà illustrato dal professor Tavazzi dello studio Ambrosetti, e dove si evince che siamo al 4º posto in Europa per preparazione di questo aspetto. Per cui oggi il focus che prepariamo, che sarà relazionato da illustri relatori che studiano queste cose, perché il mix che abbiamo fatto oggi dei relatori, uno si chiederà ma cosa c'entra Mauro Giacca, che si occupa di cuore, di ricerca, con altri personaggi che fanno tutt'altro. E invece è così, perché poi nel mondo dell'intelligenza artificiale, nel mondo delle professioni, sono più funzioni che servono al lato per raggiungere il quarto obiettivo, e di conseguenza lo scopo nostro della Camera di Commercio di Venezia Giulia è dare una direzione alla politica, che dovrà capire di fare nuove leggi, al mondo della formazione per ritarare la formazione universitaria e di liceale e degli istituti tecnici, e al mondo dell'impresa per ritarare le proprie aziende, e tutti questi avranno bisogno di nuove figure, perciò il dibattito penso sarà molto interessante. E siamo allo sport con il calcio. Ieri sera il capitano della Triestina Alessandro Malomo e il suo partner difensivo sloveno Kiki Struna si sono divertiti assieme a noi a Walter Topan al Caffè dello Sport a lanciare l'appuntamento importantissimo dei playoff della Triestina sabato allo Stadio Rocco. Innanzitutto un'anteprima, in questa inquadratura a 3 alla mia sinistra vedete già che abbiamo la difesa a 3 della Triestina di sabato. Al centro c'è Walter Topan, telecronista di Sky, improvvisato centrale. Sì, io mi trovo meglio braccetto di destra, ma per stavolta mi adatto. Sicuramente adesso inizia, diciamo, un nuovo campionato. Abbiamo tanti buoni giocatori, tanti giocatori anche che possono entrare a partita in corso, l'hanno dimostrato durante l'anno, e quindi noi ci crediamo. La verità è che io sono innamorato di questa città, di questa piazza, di questo stadio, e per me è veramente un onore essere qui e poterci giocare qualcosa di importante con addirittura la fascia da capitano. Bisogna cercare di crescere difensivamente. Sì, quando si parla di difesa dobbiamo parlare di tutta la squadra, si difende tutta la squadra. Sicuramente dobbiamo stare compatti, aggressivi, e non dobbiamo concedere tante occasioni. A volte mi arrabbio anche con i ragazzi più giovani, perché a volte, soprattutto in allenamento, poi in partita non succede molto, però abbiamo poco equilibrio, nel senso siamo tenuti ad andare e poi tanto dietro qualcuno la sistema, però non è proprio sempre così. Non è così. Non è sempre così. Soprattutto difendere a 3
se poi i due laterali giustamente secondo me devono andare entrambi, qualcuno deve rimanere davanti ai 3 difensori, perché si difende sempre minimo in 3+1. Più difficile da marcare sicuramente Redan. Redan? Sì, perché è molto rapido, poi come ha detto Ale è molto imprevedibile. Quando marco lui è sicuramente difficile. Sì. No. Come hai detto tu, Vertonghen è in un momento d'oro, sta molto bene sia fisicamente che mentalmente, quindi spero che possa dare, sono sicuro che darà il suo contributo, ma comunque Lescano è un giocatore che forse nelle ultime partite non ha segnato, però 16 gol ha fatto e è abituato anche a giocare questo tipo di partite, quindi è un altro campionato, quindi quello che è stato fatto si azzera, abbiamo il vantaggio di avere 2 risultati su 3, che non è poco, anche se sono convinto di quello che dico, dovremmo giocare per vincere. Allora, per quanto riguarda il basket, la Pallacanestro Trieste, come sapete, ha vinto gara 1 a Torino. Questa sera alle 20:30 gioca gara 2, gara che sarà visibile domani sera alle 21 su Tele 4, poi naturalmente con la speranza di arrivare col miglior risultato possibile a giocarsi la sfida in casa di questo venerdì e poi naturalmente vedremo. In chiusura torniamo a parlare di Miss Trieste, che l'anno scorso Tele 4 seguì in diretta. Sono aperte dal 1° maggio le iscrizioni all'edizione 2024 di Miss Trieste. Nell'occasione è stato lanciato anche il sito web ufficiale del concorso www.miss-trieste.it, proprio attraverso il quale ci si potrà iscrivere. All'interno del sito sezioni dedicate alla storia del concorso con accenni alle vincitrici del passato ed informazioni anche sulle future edizioni. Il nuovo sito rappresenta un momento importante nella storia del concorso, occasione unica per celebrare talento, bellezza ed eleganza, trampolino di lancio per intraprendere con serietà una carriera nel mondo della moda o dello spettacolo. L'edizione 2024 potrà contare su Susanna Huckstep, Miss Italia 1984, che si farà portavoce di un argomento che sarà il tema portante dell'edizione, ovvero la lotta alla violenza contro le donne e alla loro discriminazione. La Kermesse vedrà anche l'impegno di Trieste Casting, Radio.0 e dell'influencer triestino Max Sganga nella gestione della comunicazione dell'evento. Bene, è tutto per questo TG, ci vediamo questa sera 19:30 su Tele 4.